cordiale buongiorno da Focus TG, dalla redazione di Focus TG a tutti voi telespettatori. Anche oggi siamo qui puntualissimi in diretta per tenervi compagnia fino alle 13:30, per tenervi informati su quello che succede in Veneto, come diciamo sempre, notizie dal Veneto e del Veneto, con tanti collegamenti live in diretta in attesa dell'appuntamento delle 12:30, come vedete in sovraimpressione, con la conferenza stampa, col punto stampa del governatore Luca Zaia, direttamente dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Appuntamento importante oggi per fare il punto sia sulla situazione epidemiologica che un po' su tutte le novità che riguardano l'evoluzione dei contagi, le decisioni anche che prenderà la Regione in merito appunto alle nuove misure precauzionali in tema di appunto contenimento dell'epidemia. Allora, dicevamo, tante notizie in attesa di collegarci con il governatore Luca Zaia, però usciamo subito dallo studio, ci spostiamo a Vicenza dal nostro collega Daniele Garbin, che inaugura questa edizione odierna di Focus TG con delle notizie di cronaca. Buongiorno Daniele, so che ci devi parlare di una maxi operazione della Guardia di Finanza. Buongiorno. Sì, buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. È proprio così. Anche noi abbiamo ricevuto questa comunicazione questa mattina e la Guardia di Finanza del Comando Provinciale ci ha proprio invitato, ci ha detto proprio che questa mattina era a disposizione un quantitativo veramente importante di hashish e marijuana sequestrati, una clamorosa operazione che si è conclusa proprio in questi ultimi giorni, e soprattutto questo materiale, insomma questa droga veramente tanta, che ci fa parlare proprio di un quadro intermedio comunque di spacciatori. Io adesso proprio alle mie spalle ho Campo Marzio e proprio questa droga era destinata proprio agli spacciatori proprio spiccioli che frequentano questa zona, purtroppo è diventata centro dello spaccio anche di queste sostanze, proprio perché sono due arrestati, che oltre al materiale sono 45 kg tra hashish e marijuana, divisa anche in panetti, è stata trovata in un garage poco lontano qui in zona in Corso San Felice. C'è un italiano e un cittadino serbo arrestati. Saranno accusati, sembra proprio in flagranza di reato, proprio dello spaccio di queste sostanze, ma a questo gradino intermedio superiore. Infatti adesso più di tanto si sono riservati di comunicare altri sviluppi delle indagini, perché abbiamo capito che si tratta non solo di piccoli spacciatori. Però questo è importante perché ha smantellato questo fornitore che faceva affluire in questo spazio la droga. Sembra che utilizzassero dei tir, dei camion dall'Europa per poter trasportare questa droga di provenienza europea, dicono, ma non è ben chiaro poi a sua volta da dove provenisse. E comunque arrivava in Italia e stoccata nelle abitazioni di un serbo che aveva disponibilità sia a Vicenza di un garage dove è stata trovata parte della droga, sia a Chioggia, sempre un altro appartamento della disponibilità del cittadino serbo. Anche lì il resto, circa la metà della droga, una ventina di chili, è stata trovata nel garage. Quindi è proprio questa l'importanza di questa operazione, che ha messo fine al momento a questa attività di spaccio. Tutto molto chiaro Daniele. Io ti ringrazio per il tuo puntualissimo e preciso intervento, poi svilupperemo nel corso della giornata chiaramente altri dettagli in merito. Se non hai altre notizie, altre pillole di cronaca, io mi sposterei a Bassano. Daniele, hai qualche altro aggiornamento? No, invito i telespettatori a seguire questa sera il nostro TG. Parleremo di Anconetta, di una nuova viabilità che finalmente prende avvio, una tangenziale che dovrebbe sgravare questo quartiere dai tir, e poi parlavamo dei presidi che rispondono agli studenti che abbiamo visto alle manifestazioni, ma di tutto rinvio l'appuntamento a questa sera. Assolutamente. Allora ringraziamo il collega Daniele Garbin da Vicenza. Noi rientriamo in studio, come vi dicevo, alle 12:30.
12:30 puntuali cederemo la linea al governatore Luca Zaia per il consueto punto stampa in cui si farà un po' appunto il punto della situazione sia per quello che riguarda l'evoluzione della curva epidemiologica. Analizzeremo insieme al governatore i dati del bollettino e poi si parlerà sicuramente anche di attualità e di quelle che sono e saranno le misure che il Veneto adotterà da qui in avanti. Si parlerà sicuramente anche dell'obbligo di non portare più, cioè la cessazione dell'obbligo di indossare mascherine all'aperto a partire dall'11 di febbraio. Allora, noi facciamo una cosa, in attesa proprio di collegarci alle 12:30 con il governatore Luca Zaia, sentiamo cosa ha detto ieri in modo che prepariamo il terreno, riannodiamo un po' i fili pendenti del discorso e guardiamo insieme il servizio proprio sulla situazione aggiornata a ieri direttamente da quello che ha detto il governatore Luca Zaia. Stiamo andando verso una zona bianca. Si fa progressivamente sempre più nitida la luce in fondo al tunnel della quarta ondata. Quel miglioramento emerso a livello nazionale lo si ritrova anche in Veneto, che conta oggi 2.858 nuovi positivi in 24 ore, 1.711 pazienti in area non critica e 160 in terapia intensiva. Di questi però gli attualmente positivi sono 125. Tutte le curve in calo in tutte le province del Veneto e quindi anche la curva regionale. Bisogna portare l'attenzione e quindi portare la mascherina, però è pur vero che penso che il virus ormai si sia indennizzato. Sarebbe però sbagliato abbassare proprio ora la guardia e soprattutto è importante continuare con le vaccinazioni, soprattutto per le fasce di popolazione più a rischio. Dobbiamo mettere in sicurezza le fasce di età più a rischio, che sono gli over 70 e gli over 80, per i quali ancora un virus preso in assenza di vaccinazione dà ovviamente i problemi che ci sono. Intanto da oggi nuove regole a partire dalla gestione delle quarantene a scuola e Green Pass illimitato per chi ha la terza dose o è guarito dopo essersi vaccinato. Dall'11 febbraio decade poi l'obbligo di mascherine all'aperto in tutto il territorio nazionale. Il sottosegretario alla salute Costa infatti ha annunciato l'arrivo di un provvedimento del Ministero per togliere i dispositivi di protezione all'aperto in tutte le regioni senza distinzione di colore. Pochi giorni dopo, il 15 febbraio, scatta l'obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50. Queste le tappe principali di un percorso che porterà al 31 marzo, quando scadrà lo stato d'emergenza, salvo il governo non decida di prorogarlo ulteriormente. Rientriamo in studio e ci spostiamo immediatamente. Usciamo, andiamo a Bassano del Grappa, dove vedo collegata la nostra collega Erinda Chitezza per fare un attimino il punto della situazione, proprio collegandoci al servizio che abbiamo appena visto, un servizio in cui si sono riepilogate sommariamente le novità, i prossimi step fino insomma al 31 marzo, giorno in cui presumibilmente cesserà lo stato di emergenza. Quindi abbiamo ascoltato tutte le novità sul Super Green Pass, le quarantene a scuola e chiaramente l'uso della mascherina all'aperto. Proprio su questo, Erinda, se non sbaglio, stamattina sei andata in giro per Bassano a testare un po' l'umore dei bassanesi. Non so se sei a Bassano o a Marostica, fatto sta insomma che l'argomento della tua inchiesta quotidiana è proprio circoscritto all'uso delle mascherine all'aperto. Buongiorno Erinda. Sì, ecco, hai ragione Alex, io adesso in questo momento mi trovo a Marostica perché sono venuta a Marostica a chiedere ai marosticensi che cosa ne pensano del fatto che dall'11 di febbraio ci verrà tolto l'obbligo di mascherine all'aperto senza distinzione di colore in tutta Italia. E ti posso dire che la maggior parte è contentissima del fatto che venga tolta, perché all'aperto si fa fatica a respirare con la mascherina addosso, vista anche la bella stagione che sta arrivando. Però ci sono anche quelle persone, quei cittadini che preferiscono indossarla per una questione di prevenzione, specialmente quando si tratta di luoghi affollati anche all'aperto. Però appunto rimane in generale la voglia e anche la voglia appunto di togliersi finalmente la mascherina, perché il che significa che i numeri sono sotto controllo
i contagi stanno scendendo e quindi la maggior parte delle persone auspica a raggiungere una fase estiva dove ci possono essere meno restrizioni e quindi la possibilità di iniziare a togliere un po' appunto le restrizioni che hanno vincolato la vita di tutti noi cittadini. Assolutamente, quindi insomma marosticensi e bassanesi, insomma cittadini contenti, favorevoli di questo passo in avanti verso il ritorno alla normalità. Erinda, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie per il tuo collegamento. Noi Grazie Alex. rientriamo in studio per lanciare la pubblicità, 2 minuti e torniamo con voi. Ricordatevi alle 12:30 l'appuntamento in diretta con la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. A fra poco. Focus TG, sono le 12:14, siamo in diretta e lo saremo almeno fino alle 13:30, perché? Perché alle 12:30, quindi fra circa un quarto d'ora, cederemo la linea al governatore Luca Zaia per il punto della situazione, per la sua consueta conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Si parlerà sicuramente di Covid, della situazione epidemiologica, avremo i dati aggiornati proprio ad oggi e poi insomma tanti altri punti all'ordine del giorno. Quindi fra poco, un quarto d'ora, saremo collegati con Marghera. Nel frattempo, ieri è stata una giornata contraddistinta da forti raffiche di vento in buona parte della nostra regione, raffiche, pensate, che nella Marca hanno superato, toccato diciamo in diversi punti, in diverse località, i 100 km orari. Vigili del fuoco impegnati per diciamo alberi caduti, rami e danni. Vediamo insieme tutto in questo servizio. Raffiche di vento fino a 100 km orari, alberi caduti, pali del telefono abbattuti, coperture di tetti volate via, bancarelle dei mercati spostati dalle folate. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Treviso, dalla Castellana alla Pedemontana fino al Vittoriese e l'Asolano. Anche sui social si sono susseguite le segnalazioni e le foto dei danni provocati dal forte vento. A Mogliano, in tarda mattinata, in via Verdi, un albero secolare del giardino di una villa privata è caduto finendo in strada. Diversi danni segnalati nel territorio comunale di Vedelago. Verso le 11 questa mattina siamo stati stupiti da un vento anomalo, sembrava quasi una tromba d'aria che ha causato alcuni danni. C'è stato divelto un albero presso la scuola elementare di Barcon, alcuni pali dell'illuminazione pubblica e altri della telefonia. Abbiamo subito attivato con i nostri operai la risoluzione di queste problematiche e già verso in serata abbiamo risolto quasi tutte le questioni. Danni segnalati anche alla scuola di Vedelago. Parte della copertura della palestra è stata danneggiata. A Morgano una grossa pianta è caduta. A Valdobbiadene, come a Nervesa, paura al mercato settimanale con le bancarelle spostate dalle raffiche. A Castelfranco, al cimitero di San Floriano, scoperchiati alcuni loculi nel lato sud-est. Pezzi di lamiere sono finiti nel parcheggio. Pesanti danni in un'azienda agricola di Casacorba. Qui il vento ha abbattuto parte della recinzione, distrutto alcune strutture in legno e acciaio, spazzato via delle serre. Lungo la Venale dei rami sono caduti in acqua. In località Casoni sono stati segnalati pali del telefono pericolanti, situazione poi tornata alla normalità nel pomeriggio. Tempestivo l'intervento dei tecnici anche al punto tamponi dell'ex Melody per la segnaletica abbattuta. Problemi per ramaglie e un albero caduto nella zona delle scuole a Borgo Padova. Cartelloni stradali divelti anche in via Sile, nella zona del sottopasso Villarazzo e in via Montegrappa. Caduti alcuni alberi anche in un residence sempre a Castelfranco. Si è lavorato per tutta la giornata per ripristinare la situazione. Domani si inizierà con la conta dei danni, sperando che il vento non torni a far paura. Restiamo nella Marca per parlare di un inverno. Non è legato al meteo, non è legato alle raffiche appunto di vento che abbiamo visto nel servizio appena andato in onda. È un inverno di tipo diverso, un inverno demografico, perché si segnala una netta flessione per quello che riguarda le nuove nascite, una
criticità che non riguarda solo la Marca, ma intanto vediamo qual è la situazione nel Trevigiano in questo servizio. La Marca si posiziona al 16° posto della classifica nazionale sul tasso di natalità nell'ultimo ventennio. È la fotografia del Sole 24 Ore che ha elaborato dati Istat. In provincia di Treviso nel 2020 si contavano 7 nati ogni 1000 abitanti. L'anno dopo erano 6,9. Rispetto al 2002 il calo delle nascite è stato del 32,7%, ben al di sopra della media nazionale che si attesta ad un meno 27,7%. Un inverno demografico che ha varie cause, secondo il presidente della provincia Stefano Marcon. Passa attraverso alcune misure di carattere economico. Oggi vediamo che i costi a carico delle famiglie diventano sempre più insostenibili, da ultimo il caro bollette, e quindi è difficile fare famiglia. Oltre ai motivi economici, per Marcon c'è anche una perdita di valori che vanno ritrovati. Tutta la rete che ruota attorno alla società deve dare il proprio contributo perché si inverta questa tendenza che è fondamentale per il progresso dei territori. Invertire il trend è dunque necessario e quanto mai urgente. Bisogna andare avanti nella direzione di tener vivo questo tema e quindi ridurre il carico finanziario, il carico economico alle famiglie, specialmente a quelle più giovani. Questa è la situazione del calo demografico circoscritta all'area del Trevigiano. Vediamo invece come vanno le cose, qual è la situazione nel Vicentino. Meno 33,6% di nascite dal 2002 al 2020, un vero crollo di nuovi vicentini al mondo, record negativo tra le 7 province venete. Quale elemento ha condizionato la società berica in questi primi anni del millennio? La paura che nasce dal fatto di percepirsi come realtà forte, realtà anche economicamente, socialmente forte, e che oggi non è più così. E quindi la paura di perdere un vantaggio che si aveva, che ti porta un po' a chiuderti. Ecco, allora io mi chiudo nelle risorse che posso spendere oggi, e da questo punto di vista un figlio non rientra proprio dentro a questa prospettiva. Sono venute meno alcune certezze, la solidità delle piccole imprese, delle banche, la vita di comunità. Da qui la chiusura in se stessi. Sempre generalizzando, c'è più l'idea di una vita che continua, che è la mia personale. C'è una sorta di individualismo, che ha portato degli aspetti positivi, ma anche questa perdita del senso della società, della comunità. Avere un figlio vuol dire avere in mente una comunità, la mia, che continua anche oltre a me. Magari invece il rischio oggi è di pensarmi io come al centro della comunità. E allora adesso piccola pausa pubblicitaria, rientriamo fra 2 minuti con un altro collegamento da Padova e poi alle 12:30, come vedete in sovraimpressione, la linea per il punto stampa in diretta del governatore Luca Zaia. A fra poco. 12:24, ben ritrovati in diretta con Focus TG, la nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione del Veneto e dal Veneto. Allora, noi adesso, prima di collegarci con Padova, vi facciamo adesso vedere un servizio che riguarda una protesta, la protesta di molti insegnanti in merito alla questione, nuove regole per la DAD, la distinzione fra vaccinati e non vaccinati. Guardiamo il servizio e poi tutto pronto per collegarci con Padova e con il governatore Luca Zaia. Come insegnanti noi abbiamo il dovere di educare all'inclusione e all'uguaglianza. In questo modo stiamo escludendo i nostri alunni su scelte che poi sono in capo ai genitori, non ai bambini. Una lunga lettera indirizzata al Premier Mario Draghi, al Ministro Patrizio Bianchi, ma anche al Presidente del Veneto Luca Zaia, per protestare contro l'ultimo decreto del governo che prevede anche per i bambini della primaria una distinzione tra vaccinati e non per l'accesso a scuola. In 24 ore l'hanno firmata 159 tra insegnanti e dirigenti scolastici che si rifiutano di dover imporre il divieto di accesso in classe a questo o quel bambino. Non vediamo il motivo di questa discriminazione così grave, soprattutto nella scuola primaria. Noi lavoriamo per l'inclusione, ci hanno dato anche da lavorare per l'educazione civica, affrontiamo i temi della nostra Costituzione, nella quale
viene appunto dichiarato che ogni uomo, donna che sia, di fronte alla legge siamo tutti uguali. In questo caso quest'uguaglianza assolutamente non c'è. La petizione sarà ora allargata anche ai genitori. La DAD, spiega questa insegnante, è riuscita pur tra mille difficoltà a includere tutti. La nuova norma rischia di penalizzare solo alcuni bambini che si sentiranno esclusi senza capirne il motivo, applicando un controllo del Green Pass che non avviene in nessun'altra circostanza per gli under 12, liberi di entrare nei negozi, andare al cinema, in pizzeria, a prescindere che siano vaccinati o meno. Per cui, perché a scuola? Qual è il motivo? Questo vogliamo sapere. Qual è il motivo? Perché invece a scuola questi bambini devono in un certo senso essere controllati? Noi ci opponiamo a tutto questo. Andremo avanti con la nostra protesta perché qui proprio non vogliamo abbassare la testa, assolutamente no. Rientriamo in studio, ci spostiamo a Padova come promesso, è collegata con noi la nostra collega Valentina Visentin che ritroviamo con piacere. Buongiorno Valentina, sei a Padova, raccontaci perché. Buongiorno Alex, sono nel cortile dell'Università di Padova che inizia già a celebrare gli 800 anni che ricorrono proprio quest'anno. Oggi per i padovani, per gli universitari è una giornata importante, l'8 febbraio, la giornata delle matricole, un significato storico per la città perché nel 1848 furono proprio gli studenti universitari, le matricole a ribellarsi contro il dominio austriaco e infatti la via principale di Padova, il cosiddetto listone, si chiama proprio via 8 febbraio perché furono uccisi gli studenti davanti allo storico caffè Pedrocchi che si ribellarono agli austriaci. Oggi per gli studenti è la giornata della goliardia dove è stato eletto il tribuno, per il secondo anno è una donna, quindi alla guida dell'Università di Padova c'è una rettrice donna, Daniela Mappelli, che ha consegnato i nuovi mantelli oggi alla goliardia. È stata riconfermata Elena, quindi la prima tribuno donna della storia della goliardia, che era già stata eletta l'anno scorso in piena pandemia, riconfermata un po' come Mattarella, ha detto, perché c'era bisogno di continuità per preparare al meglio i festeggiamenti per gli 800 anni dell'università. Il Gaudeamus Igitur è stato l'inno cantato dalla Goliardia che ha sancito proprio la consegna dei nuovi mantelli ai goliardi e oggi grande festa insomma per tutti gli studenti padovani perché poi gli universitari vanno un po' anche in giro per le scuole padovane e si vedono i mantelli, le falucche della goliardia che girano per la città. Quindi insomma una giornata significativa che per Padova, che è proprio caratteristica della nostra città. Assolutamente, noi ti ringraziamo Valentina, abbiamo collegamenti brevi oggi proprio perché insomma tutto è pronto, quasi tutto pronto dalla sede della Protezione Civile di Marghera per il punto stampa del governatore Luca Zaia. Buon lavoro a Valentina Visentin. Almeno per una volta non vi ho parlato di Covid. Ma fra poco comunque ne parleremo, fra poco ne parleremo. Grazie Valentina Visentin. Vediamo movimento nella sala della Protezione Civile di Marghera. Forse abbiamo il tempo per lanciare un altro servizio che nel caso insomma interromperemo proprio per dare spazio al governatore Luca Zaia, un'operazione condotta dai carabinieri per individuare una cooperativa agricola che in Veneto appunto sfruttava decine di immigrati. Vediamo. Sgominata in Veneto una banda che sfruttava il lavoro senza regole di cittadini extracomunitari. Era partita dall'attività investigativa avviata a Vicenza e condotta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, l'operazione Polvere di Stelle, che si è conclusa oggi. Un'operazione che poi si è estesa nelle province di Padova e Verona. Sono complessivamente 5 le misure di custodia eseguite dal novembre 2020 dai carabinieri del gruppo Tutela del Lavoro di Venezia nei confronti di altrettanti soggetti, 3 di nazionalità marocchina, una di nazionalità albanese e una donna di nazionalità italiana, ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro commessi nei confronti di decine di cittadini marocchini, alcuni dei quali irregolari sul territorio nazionale. Individuata dagli ispettori una cooperativa agricola con sede a Cologna Veneta che reclutava cittadini marocchini approfittando del loro stato di vulnerabilità. Il collaboratore albanese aveva una funzione di intermediazione, mentre la donna italiana, collaboratrice di uno studio commercialista, avrebbe agito in modo da evadere gli oneri contributivi da versare ai dipendenti.
Inoltre, i lavoratori pagati la metà del dovuto e senza rispetto di orari e misure di sicurezza sarebbero stati alloggiati in sistemazione di fortuna, senza riscaldamento ed elettricità. Condizioni che così avrebbero permesso alla cooperativa di proporsi a prezzi competitivi per le ditte committenti sul mercato agricolo. In attesa, vedete, c'è movimento nella sala della Protezione Civile di Marghera per l'arrivo del governatore Luca Zaia per il suo consueto, come vi dicevo, come vi abbiamo annunciato, punto stampa relativo alla situazione Covid e non solo. C'è tempo allora per parlarvi anche di un altro episodio che ha scosso l'opinione pubblica. Ci spostiamo a Pozzolleone, dove dopo la comunicazione di aver annullato la fiera, il sindaco del paese è stato pesantemente minacciato e offeso sui social. Offese e insulti al sindaco che, per tutelare i suoi cittadini in questa fase così critica dell'emergenza Covid, decide di sospendere la fiera di San Valentino. E per di più l'invito letterale a legarlo a un palo e a lapidarlo sulla pubblica piazza. Oggetto di questo attacco, nel quale l'epiteto più leggero è maledetto, è Edoardo Tomasetto, sindaco di Pozzolleone, che però ha deciso di andare subito al contrattacco. Sono assolutamente inaccettabili le minacce e le offese che ho ricevuto a fronte dell'annullamento della fiera di San Valentino. Oggi mi sono rivolto al mio legale per sporgere denuncia. Sono sempre di più i sindaci e gli amministratori che si ritrovano nel mirino di attacchi di questo genere sui social, con insulti, offese e minacce. Con la denuncia spero di riuscire a mettere un freno a purtroppo questa consuetudine che molto spesso vediamo nei confronti dei pubblici amministratori e che è assolutamente inaccettabile. Non ci resta che guardare avanti e procedere nell'attività amministrativa. Ci spostiamo adesso velocemente a Bassano per portarvi un'altra notizia, darvi conto di uno sportello, dell'attivazione di uno sportello di ascolto dedicato alle famiglie con familiari, persone all'interno del nucleo familiare che hanno delle disabilità, un'iniziativa che sta raccogliendo grandi consensi. Vediamo. Si chiama caregiver familiare ed è colui che assiste e supporta il proprio caro nei momenti di malattia e difficoltà. Una figura di supporto che si occupa ogni giorno dell'assistenza del malato, generalmente anziano o disabile, dalla somministrazione dei farmaci ai pasti, all'assistenza sanitaria fino al conforto morale. Un ruolo chiave all'interno dell'equilibrio familiare ma anche della società. Ed è così che l'assessorato ai servizi alla persona e famiglia del comune di Bassano intende avviare un gruppo di ascolto proprio per loro, i caregiver. Con questi gruppi di ascolto si vogliono aiutare i familiari e i caregiver di una persona con disabilità a confrontarsi tra di loro, a supportarsi e ad esprimere le proprie emozioni nell'assistere la persona disabile. Incontri che si svolgeranno in presenza dal 10 marzo presso il Centro per le Relazioni e Famiglie dalle 20 alle 21:30 e continueranno ogni secondo giovedì del mese per circa 6 mesi. Queste persone supportano la persona disabile 24 ore al giorno e per cui hanno un carico assistenziale, emotivo e psicologico molto importante. Ancora qualche minuto di attesa, evidentemente il governatore è impegnato in ultimi aggiornamenti, noi ne approfittiamo per lanciare un altro servizio, parliamo di Olimpiadi 2026, parliamo anche insomma di infrastrutture da realizzare in vista di appunto questo traguardo. Vediamo. Io sono ancora ottimista e speranzoso che comunque le infrastrutture di cui si sta parlando, che sono essenziali per avvicinare la montagna alla pianura, ebbene queste infrastrutture vengano comunque fatte entro il 2026. Mi pare impossibile che non si riesca a farlo tenuto conto anche di tutti i finanziamenti, penso al PNR, che in questo momento ci sono. Sarebbe un gravissimo errore non farle, sarebbe una grande sconfitta. Una sfida da vincere è quella della realizzazione delle grandi infrastrutture prima che si accenda il fuoco olimpico dei Giochi invernali del 2026. Per il presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellati, quello della viabilità è un nodo strategico fondamentale per il futuro dell'intero territorio bellunese. Immaginate per esempio il problema dello spopolamento delle zone di montagna. Esso sarebbe in gran parte risolto
se ci fossero delle infrastrutture più comode e più veloci, perché questo avvicinerebbe i territori di montagna alla pianura e alla produttività della stessa pianura. Il lavoro verso il traguardo delle Olimpiadi Cortina Milano è iniziato e anche il settore fieristico è pronto a fare la propria parte. Il nostro desiderio è anche magari di ampliare la nostra fiera del turismo, mettendo insieme anche delle imprese eccezionali che ci sono per esempio nella zona prealpina, penso al settore delle calzature da sport, gli scarponi eccetera. Il nostro sogno è quello di mettere anche insieme queste imprese, lavorare insieme con loro per promuoverle ancora di più di quello che loro bravissimi sono riusciti a fare fino ad oggi. Ma sono due per il numero 1 di Longarone Fiere le parole chiave sulle quali lavorare sin da subito: turismo e internazionalizzazione. Tu devi collegare il turismo appunto con tutto ciò che è internazionalizzazione per poter arrivare ad avere non solo per le imprese tante esportazioni, ma avere tanti imprenditori, turisti, oltre che imprenditori che arrivano a visitare il nostro paese. E allora vediamo che si sta animando la situazione in sala della Protezione Civile a Marghera per l'imminente arrivo del governatore Luca Zaia. Noi ne approfittiamo, teniamo un attimo noi la linea, perché siete in tanti a scriverci, soprattutto mamme, che chiedono qualche delucidazione in più, qualche chiarimento in più sulla nuova normativa che disciplina la didattica a distanza, disciplina anche quello che insomma deve succedere e succederà insomma per il mondo della scuola da qui in avanti, insomma come gestire i casi di positività e quant'altro. Ebbene, proprio l'ANSA ha stilato uno specchietto riassuntivo molto chiaro che andiamo a leggere insieme proprio in attesa che arrivi il governatore Luca Zaia per il suo consueto punto stampa. Con l'entrata in vigore, lo leggiamo proprio in diretta, delle nuove regole disposte dal governo, dalle elementari alle superiori, quindi dalle scuole elementari fino alle superiori, i vaccinati e i guariti potranno d'ora in poi restare sempre in classe, mentre i non vaccinati vedono un dimezzamento delle giornate di DAD. Nel mondo della scuola non mancano comunque le polemiche. Noi abbiamo visto prima e vi abbiamo raccontato della lettera che hanno scritto alcuni presidi, alcuni dirigenti scolastici, proprio per sottolineare l'importanza che non ci siano discriminazioni fra vaccinati e non vaccinati nel mondo della scuola. Leggiamo insieme. Per quello che riguarda le scuole d'infanzia, fino a 4 casi di positività nella stessa sezione o insomma nella stessa classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. Questa è una cosa che, ripeto, anche nelle edizioni di ieri, nei nostri collegamenti, nelle nostre appunto strisce dedicate all'informazione, vi abbiamo spiegato passo per passo le linee guida di queste nuove direttive, però le riassumiamo insieme. Questo è anche un orario in cui tante mamme, insomma tanti papà sono collegati con noi per diciamo essere aggiornati, e quindi noi ne approfittiamo per avere un filo diretto, un contatto diretto con loro. Dicevamo, fino a 4 casi di positività nella stessa sezione, nella stessa classe, parliamo di scuole dell'infanzia, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al 10° giorno successivo alla conoscenza di un caso di positività. Quindi dal momento che si viene a conoscenza di un caso di positività, per i 10 giorni successivi insomma è obbligatorio l'uso delle mascherine FFP2. Interrompiamo questo bignami, questo insomma piccolo riassunto per dare la linea, lo vedete, al governatore Luca Zaia. Solo per diversi ho capito. Mirko di Radio Più, adesso l'ho vista. Filmatelo. Vieni qua Mirko che ti facciamo vedere. La radio del pioniere. Ma da dove sei? Una carambata. Dalle Crone, salve Presidente. Ciao, sta mascherina, fate vedere. Ecco. Questo è Mirko di Radio Più. Assessore? Che è un pioniere.
Dopo disinfetta te, ma che è un pioniere della radio di montagna, e quindi se uno posso girare qualcosa con dente di squalo, fa conto sì. Poi ti dirò cos'è. Un dente di squalo no? Più o meno. Preistoria quella? Preistoria. Giusto. Buon lavoro. Grazie. Così avete visto che esiste Mirko di Radio Più, che ha detto che ci avanza un salame con tutta la pubblicità che gli ho fatto. Boh. Vabbè, comunque grazie, è un modo per ringraziare tutti i giornalisti per il grande lavoro che state facendo e avete fatto, perché questa regione, se non avesse avuto la stampa e la comunicazione che ci avete garantito, non avrebbe gestito nella stessa maniera la partita del coronavirus. E quindi ho approfittato di ringraziare e presentare Mirko per ringraziare fondamentalmente tutti voi. Ci scusiamo per il ritardo, ma oggi c'è un bel po' di informazioni. Sì, grazie. Sempre un casino e carte. Venite sempre più in avanti con questi microfoni. Però allora andiamo per gradi. Oggi c'è un po' di informazione. Abbiamo il bollettino, una novità per cui vi ho fatto scomodare, e poi ovviamente sono qui con la sorella Lanzarin che ha a disposizione la dottoressa Russo, una refresh su quali sono le nuove regole, perché molti cittadini ci dicono ma bocciate qua, la scuola, 5 contagiati, 4 contagiati, scuole primarie, scuole secondarie. Ci mettiamo nei panni dei genitori che dovrebbero avere la laurea honoris causa solo per la sopportazione in prevenzione da darla a tutti. Ecco, fra l'altro stiamo parlando di norme che se avessero ascoltato noi con richieste scritte sarebbero già approvate da 2 mesi. Bollettino velocemente. 9.092.469 tamponi molecolari e 17.432.000 tamponi rapidi. Insomma siamo a 26 milioni e mezzo di tamponi. 26.541.933. Positivi nelle ultime 24 ore 11.201. Questo è un numero che non è tanto rappresentativo della fotografia delle 24 ore, perché ereditiamo anche sicuramente qualche aggiustamento della domenica. Però nonostante questo, su 143.000 tamponi, pensate 143.276 tamponi, siamo praticamente tutti i giorni quelli che fanno più tamponi in Italia, abbiamo un'incidenza del 7,82. Vi ricordo che nella classifica che vi mandiamo sempre verso sera, vedete che in cima c'è chi ha ancora il 28% di incidenza, vuol dire un tampone su 3 che è positivo. 7,82. Positivi di oggi in Veneto sono 156.004. 156.000 praticamente. Il totale dei positivi dal 21 febbraio è 1.235.260. Questi sono i positivi dal 21 febbraio. Ricoverati per Covid 1.901, più 30. Guardatelo bene sto più 30, poi facciamo un ragionamento su sto più 30. Questi 1901 come sono distribuiti? 1745 in area non critica, 156 in terapia intensiva, meno 4 e più 34. E guardate qua un bel dato, terapia intensiva non Covid, 304. Sta crescendo, eravamo 255. Quindi abbiamo rimesso benzina per i pazienti non Covid. Totale dei morti, ovviamente questo è un numero aggiustato rispetto al fine settimana, più 41, 13.414. I dimessi sono 28.867. Due considerazioni brevi. Scusi. Grazie. Allora, che ha messo massa vicino ai microfoni oggi? Facciamo un po' così.
dovete nemmeno un mezzo metro qui di distanza. Allora, prima roba, tanto c'è una novità che ho letto oggi nel The New York Times, che leggo tutte le mattine alle 5, e c'è una novità che mi ha colpito. I cervi a coda bianca degli Stati Uniti, dello Iowa, no? E IOWA, Iowa, hanno per il 60% il coronavirus. Sì. Però c'è una giusta riflessione di un esperto, di un virologo, che dice potrebbe essere un serbatoio che dà vita a varianti, ma potrebbe essere anche qualcosa di molto più interessante, che ormai l'ospite uomo non funziona più e stia circolando, fra l'altro, senza peraltro essere dannoso dal punto di vista clinico, cioè non è che hanno mortalità in questi animali o effetti diciamo così devastanti, per cui il virus si sta diffondendo anche negli animali. E c'è un bello articolo questa mattina che spiega ovviamente tutta una serie di riflessioni. Ve lo dico così perché mi è sembrato anche un articolo abbastanza particolare, però volevo dirvi due robe. Sì, poi avevo trovato in un altro articolo 2 o 3 giorni fa, siccome quasi tutti che si lamentano della sanità, no? Queste sono le curve della mortalità, sempre nello stesso giornale americano, le curve della mortalità del coronavirus. Vedete chi ce l'ha più alta? USA. E vedete gli altri paesi, Germany, France, Belgium, Gran Bretagna, Olanda, Canada, Australia, Svezia, Giappone. Cioè si vede dove non c'è una sanità pubblica, dove non c'è una cura così ossessiva come quella che applichiamo noi, si vede che la curva sale. Guardate, questi sono i morti sui 100.000 abitanti. Vabbè, sono curve interessanti da vedere per dare anche una dimensione della qualità delle sanità. Allora, noi abbiamo oggi dei parametri che vi dico, scusate, c'è confusione ma non mentale, e dei parametri intanto rispetto ai nostri dati. R con T 1 e 12. Le terapie intensive sono il 15% e l'area medica il 25%. Abbiamo una proiezione a 7 giorni, quindi a martedì prossimo, dell'area medica al 20,9, cioè si sta scendendo, per questo volevo parlare di questi dati. E il nostro, diciamo, modello matematico ci dà per la terapia intensiva a 7 giorni 11,7. Cioè vuol dire che se fra 7 giorni avremo 33 ricoverati in meno in terapia intensiva siamo all'11,7. Vi ricordo che sotto il 10%, e quindi diventa il fattore limitante in questo ragionamento, sarà la terapia intensiva a questo giro che ci farà andare in bianco. Tradotta male. Abbiamo 3 parametri: incidenza, impensabile andare in bianco, in zona bianca con l'incidenza, area critica, non critica, dobbiamo scendere sotto il 20%, impensabile che nel breve ci si arrivi per primi con l'area non critica, pensabilissimo che noi si possa passare all'area bianca, in zona bianca, tramite le terapie intensive. Sì, basta uno. La contemporaneità dei 3 ti fa scattare. Il parametro che scende non dà più la contemporaneità che ti ha fatto scattare. Quindi, sì. Quindi cosa accade? Accade che noi siamo con una proiezione dell'algoritmo, del modello matematico, a 11,7 a 7 giorni. Se ci va un po' meglio, potremmo dire che verosimilmente in una settimana, 10 giorni, dovremmo esserci in zona bianca. Basta che non si gira il mondo, insomma, cioè, guardate, non è che me l'invento sta roba, guardate, vi faccio vedere che esiste anche il modello che dopo qualcuno pensa, vedete, vedete che c'è sto spazio e ci dà, anzi,
No, perché poi se vediamo troppa roba da pubblicare, voi non pubblicate le foto, quindi non vi diamo niente. E no, perché questi sono lavori interni che facciamo, non adesso al di là delle battute. Ah sì, scusami. 1403,8, scusami. Sì, è una scesa dimezzata. Vi do 2 dati ancora, insomma sui dati come si dice, che vorremmo vedere sempre. L'andamento dei positivi, la curva blu è quella attuale, l'altra è quella che abbiamo vissuto nell'altra ondata, vedete? Mi sembra eclatante che ha l'inversione di rotta sulla curva blu, e questo è l'andamento dei ricoveri. Siamo in discesa. Allora, innegabile che siamo in discesa. È vero che con questi numeri di contagi, cioè 11.000 di oggi, 2.008 di ieri, i 13.000 della scorsa settimana al giorno, sono comunque contagi importanti, che però non riescono a dare un'esplosione dell'ospedalizzazione che avremmo avuto se non avessimo avuto le vaccinazioni. C'è un dato peraltro interessante che ci dice, pensate, che sui ricoveri, sì, volevo vedere l'altra cosa, che sui decessi, vi do prima i decessi, il parametro ci dice che con 2 dosi di vaccino abbiamo l'incidenza dei decessi è 98 su 100.000, con la terza dose 9,2, cioè 9 su 100.000 sugli ultraottantenni ovviamente. Cioè vuol dire che si riduce di 10 volte la possibilità di morire se hai la terza dose sopra gli 80 anni. Dall'altro sui ricoveri è ancora più interessante, eccolo qua. Sui ricoveri abbiamo il dato, ci dice 287 su 100.000 sopra gli 80 anni, quelli che hanno le 2 dosi, 287 su 100.000 l'incidenza sopra gli 80 anni che vanno in ricoverati. Se hanno la terza dose 47 su 100.000. Cioè vuol dire che chi ha la terza dose ha 4, 8, 12, 6, 4, 8, 12, 16, 20, 24, un settimo di possibilità più o meno di andare ad essere ricoverato, e qualora arriva ad essere ricoverato ha un decimo delle possibilità di morire con la terza dose. Allora cosa voglio dire con questi discorsi? Voglio dire che chi ancora non si è vaccinato si deve vaccinare, ma valutatelo con serietà il progetto vaccinale. Purtroppo abbiamo notizie tutti i giorni di persone che pensavano che il vaccino non servisse e che sono intubate, e non sto facendo terrorismo come dice qualcuno, perché potrei fare la lista anche dei nomi e cognomi, anche se non si può fare, ma chi mi ascolta, che ha un parente che sa delle situazioni lo può confermare, o peggio ancora persone che sono decedute per non essersi vaccinate. E i dati dei parametri ce lo dicono chiaramente. La terza dose ha comunque cambiato il corso, soprattutto sugli over. Ai cittadini, per passare in zona bianca, poi uno gli possa interessare o no, perché spariranno comunque le mascherine, eccetera, però il tema del proteggersi è un tema sempre valido, quindi l'utilizzo della mascherina, soprattutto in luoghi dove c'è assembramento, l'igiene delle mani e niente di più, perché poi facciamo la vita di sempre. Che non mi si venga a dire che facciamo vite complicate. La vita complicata l'abbiamo avuta con il lockdown, l'abbiamo avuta con restrizioni fuori di testa, ma oggi c'è l'unica restrizione che abbiamo è la mascherina, la museruola come la chiamano, no? È comunque un elemento di protezione che anche quando ci diranno di non portarla più, molti la continueranno a portare. Faccio sempre l'esempio che se sali in auto una persona con raffreddore probabilmente dice ma è meglio che mi metto la mascherina, perché abbiamo capito che è 24 mesi che molti di noi non hanno più avuto un raffreddore portando le mascherine.
Allora, io penso una cosa, che è vero che questo virus si sta, come si può dire, è meno aggressivo e lo leggiamo da un punto di vista clinico, cioè non abbiamo una ricaduta clinica così importante, tutto attenuato dalla vaccinazione. C'è anche da dire che penso che questo processo di endemizzazione del virus è partito, perché se fate un conto noi abbiamo oggi l'89%, a proposito siamo all'89% di vaccinati, e fra l'altro con un dato sui ragazzi, scusate vi do il dato anche sui ragazzi, 32,8 di 5 e 11 e 89% i ragazzi, e scusatemi, 89% la popolazione vaccinabile e 32,8 i 5 e 11 anni. E vi dico che nonostante questo noi comunque possiamo pensare e sperare che sia iniziata veramente la fase di discesa, cioè io la voglio vedere con positività, ma quella giusta, non quella sbagliata, positività, tutto quello che sta accadendo. Alla luce di questo, questa regione ha deciso di avviare un provvedimento che è stato notificato a tutti i direttori generali. L'assessore ha lavorato, abbiamo lavorato sto fine settimana un po' tutti a questo, adesso ci vorrà, ragazzi, qualche ora per l'aggiustamento, nel senso che sono 68 ospedali, 54.000 dipendenti, cioè noi abbiamo mandato le mail, però abbiamo fatto le riunioni con i direttori, però ci vorrà, insomma, faremo una giornata, si torna a ripartire con tutte le prestazioni, ne abbiamo 274.000 da recuperare, vi do anche il numero. 264, 264 754 264.000 dai 754 specialistiche, allora 264.745 prestazioni specialistiche ambulatoriali da recuperare. Vabbè, e le recupereremo, ma di più voglio dirvi che la roba che mi sta ancora più a cuore, l'apertura alle visite. Io sto pensando ai nonni, alle geriatrie che mi chiamano in continuazione, e quindi capiamoci, non dovete andare con tutto il pullman dei parenti a trovare il nonno adesso, perché non si può, perché poi ognuno capiamo che c'è una sorta di fluidità adesso nell'applicazione della norma, però se hai le 3 dosi, se hai le 2 dosi e sei un guarito, ve lo metto in maniera semplice che dopo qualcuno non si indigni, o ti sei fatto un tampone apposta per andare a fare una visita al nonno, a un parente che è paziente, ci puoi andare senza tante confusioni, anche nell'RSA, insomma, vogliamo buttare il cuore un po' oltre l'ostacolo e tornare alla normalità, perché storie che abbiamo sentito di anziani ricoverati, perché cito gli anziani? Perché sono gli unici che non hanno magari la possibilità di utilizzare dimestichezza col telefonino in molti casi, la videochiamata, e sta là a messaggiare tutto il giorno, passare il tempo a guardare i video, e allora capite che sapete cosa guarda il paziente quando è a letto? Il soffitto. E purtroppo, diciamolo, e qua voglio riconoscere anche il sacrificio che molti nostri dipendenti fanno, sanitari, pensate alle geriatrie, mancano i familiari e quindi si ritrovano spesso con anziani disorientati, cognitivamente con qualche problema perché cambiano il loro habitat, no? Che non è più familiare, e non hanno più neanche questo aiuto che è, come si può dire, è una forma di welfare sociale, che il parente va là, starà qualche ora, l'ora del pranzo eccetera, l'imboccarlo cioè, capite che sta diventando una tragedia sta roba, e lo dico perché quelli che negano il virus, che dicono che basta curarsi a casa tutte ste robe, magari se andassero a farsi un giro e capire come ci siamo ridotti con gli ospedali, ma non per incuria perché non sappiamo curare i pazienti, perché è così, 1900 persone le abbiamo dovute comunque ricoverare. Insomma, apriamo. Chiedo ai cittadini di avere un minimo di comprensione in queste ore, perché è inutile che stasera vi presentate di tutti, perché se vi rimandano anche a casa fanno anche bene, perché bisogna andare dentro.
uno per paziente, cercare, poi i diversi reparti si regoleranno in base alle attività, però insomma si torna alla normalità. Abbiamo scritto una lettera ufficiale per cui l'ha firmata il dottor Flor, non c'è dubbio sul fatto che si torni alla normalità. È una scommessa, perché è ovvio che se ne torna sul virus dobbiamo richiudere un po', ma io penso che stavolta ci siamo fiduciosi, voglio che questa conferenza stampa lasci questo senso di fiducia. E noi i nostri pazienti, pensate, mediamente noi abbiamo 9.000 pazienti in ospedale tutti i giorni, abbiamo 68 ospedali, facciamo circa 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, 2 milioni di accessi al pronto soccorso, più o meno 4.500 accessi al pronto soccorso al giorno. Insomma, è una tragedia in molti casi, no? La solitudine, non la malattia, la solitudine, che poi ti fa aggravare ancora di più. Quindi speriamo che questo sia un incentivo a tornare alla normalità. Ai cittadini che non hanno un paziente in ospedale chiediamo un minimo di attenzione di non aumentare il numero degli accessi agli ospedali per Covid, ovvio, questo è poco ma sicuro. Recuperare queste 264.000 visite specialistiche significa tornare al regime, ma lo facciamo velocemente perché se serve gli diamo anche una spinta. Prepareremo in prossima giunta il piano di recupero delle prestazioni dettagliato. Quindi insomma, siamo fiduciosi, nel giro di qualche mese torniamo a regime. Sempre in una macchina sanitaria che offre ed eroga il servizio sanitario gratuitamente a tutti. E qua c'è poco da dire, a me mi tocca pagare se voglio essere curato. Noi 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno le facciamo. Le urgenze vengono sempre garantite, se qualcuno ha una prestazione in mano e riesce a dimostrarmi che la visita urgente non la facciamo, ce lo segnali perché è grave, ma insomma si cerca di fare l'impossibile. Guarda, io non aggiungo altro, vi lascerei per 2 domande e poi io cedo la parola alla dottoressa Russo. Vi dico una roba solo sulle vaccinazioni, io vedo un po' i dati, 771 prime dosi, ce ne sono ancora un po' che potrebbero farsi il vaccino in Veneto, e ne abbiamo almeno 450.000 veneti che ancora non sono vaccinati, 450.000. 161.000 erano gli over 50. Gli over 50. Abbiamo fatto come dosi 18.043 dosi nelle ultime 24 ore, 13.859 sono booster, terze dosi. Si sta andando su con le terze dosi, però devo dirvi che le terze dosi hanno sicuramente saturato bene la fascia degli over 70, cioè si sovrappongono ormai alle seconde dosi fatte, e poi a ritroso nelle fasce d'età, ve lo faccio vedere così mi capite al volo. La curva rossa, allora, la curva nera è la popolazione, la curva questa colorata, che vedete che è un colore che sembra blu ma è giallo e verde, è la prima e la seconda dose, queste sono le fasce di età. La rossa è la terza dose, vedete che la rossa qui corrisponde alla prima e alla seconda dose fino ai 70 anni, poi vedete che non si avvicina più alle prime due, vuol dire che i cinquantenni ne abbiamo tanti con la prima e la seconda dose ma non con la terza, tanto per dire. Quindi noi abbiamo comunque ancora potenziale di fare tante terze dosi, bisogna crederci però. E sono arrivati le pasticche, le abbiamo già somministrate, sono arrivate sabato, quindi già sabato, domenica mattina eravamo già in somministrazione, e sono le famose 3 pasticche di antivirale. Stiamo parlando di Pfizer. E vi dico un'altra roba, siccome abbiamo tante richieste, io spero che sia anche questa una buona soluzione, incrociamo le dita per l'arrivo del Novavax, così diamo una risposta ai tanti che ce lo chiedono. Ho parlato più volte con il generale Figliuolo, l'ho visto anche al Quirinale l'altra sera, e insomma io penso che non sia questione di mesi, spero sia questione di settimane. Adesso non vi so dire, però so che lui è sul pezzo, perché sapete che la fornitura ce la deve fare il commissario,
Gli ordini mi ha garantito che sono stati fatti, adesso si tratta di avere, appena abbiamo Novavax, diamo subito informazione e apriremo linee dedicate ai Novavax. Sembra quasi, non so, Vax, Novavax. Siccome ho capito che quel mondo è interessato a Novavax, diamo anche una risposta a chi vuole questo tipo di vaccino. Quindi faremo anche accesso libero pur di recuperare vaccinazioni, anche perché molti over 50 possono comunque sistemare la loro posizione diciamo rispetto al lavoro anche con il Novavax, quindi chi volesse. L'obbligo sul lavoro. L'obbligo del 15, però leggevo che ci vogliono 15 giorni di vaccino precedente, quindi Prima dose 14 giorni. Vabbè, comunque sentite, stiamo uscendo, diciamo, se prima non vedevamo terra, vi ricordate che Cristoforo Colombo a un certo punto voleva tornare indietro, no? E poi l'altro sul palo ha detto, sull'albero più maestro, ha detto no, terra, e io penso che stiamo vedendo terra, e quindi non torniamo più indietro. Lo storico conferma? Lei è un affabulatore, insomma. Però ti senti storico, vedo che hai risposto. Bene, domande ragazzi, dai, forza. Filippo Tosato, poi si era prenotata Michela Nicolussi Moro. Sì, dunque c'è questa notizia che era molto attesa e mi sembra molto importante, la duplice notizia, da una parte lo sblocco delle visite negli ospedali e nelle case di riposo e poi anche la ripartenza con le visite specialistiche ambulatoriali. Magari ecco, su questo punto lei Presidente o l'assessore Lanzarin, che vedo però sempre più spinta verso il margine del tavolo, insomma, non vorrei che fosse un... Non è ancora positivo, no, ecco. È negativo. No, scherzi a parte, insomma, se si può un attimo dettagliare... Sì, allora lei ve lo dettaglia bene dopo, così io poi... Per esempio, siccome c'è una lettera anche di Flora, avete detto... Sì. Su questo. Sì, ve la diamo la lettera. Queste benedette visite hanno cadenza quotidiana, una persona, cioè come funziona un pochino? Non è specificato? No, questo no. Poi i reparti si organizzeranno, però il tema è che si è riaperto. Cioè. Ecco, e per quanto riguarda le visite, parliamo di visite specialistiche, di visite... No, sa perché insisto su questo? Perché lei ci ha invitato a dire se avete notizie di prestazioni urgenti non rispettate, segnalate, eccetera. Però ci sono sempre tempi molto molto lunghi per altri tipi di prestazione. Allora, è un problema annoso, però è un problema che permane. Allora, le 264.745 prestazioni ambulatoriali specialistiche sono quelle che sono state sospese con la lettera del dottor Flor a dicembre e che erano le visite a 30 e 60 giorni, con priorità 30 e 60 giorni, perché quelle a 24 ore e a 10 giorni, quindi le urgenti, le avevamo garantite. Poi se qualcuno è scappata non lo so, però le avevamo garantite. E sono la sommatoria dei galleggiamenti che c'erano, che quindi erano anche precedenti, e di quelle sospese circa un mese abbondante dell'ultima lettera che ha sospeso. E sono di tutte le varie branche, che possono essere dall'oculistica piuttosto che la dermatologia, la cardiologia, cioè tutte quelle che avevano scadenza comunque 30 e 60 giorni. Sì, capite che la mole di lavoro non è una mole indifferente, cioè perché ovvio se uno guarda puntualmente il disservizio del singolo possiamo stare qui a scrivere a Treccani. Ma poi guardiamo nella totalità cosa eroghiamo, 80 milioni di prestazioni all'anno, non è che sono proprio noccioline. Adesso cerchiamo di tornare al regime, 24 mesi di Covid ci hanno letteralmente massacrato. Perché abbiamo bloccato 3 volte noi, in questi 2 anni abbiamo bloccato 3 volte, prima ondata, seconda, terza ondata, quarta ondata, quindi è chiaro che poi... Considerate che oggi noi riapriamo dalla zona gialla, che è un po' un azzardo. Perché se si gira dobbiamo richiudere, però insomma dai, vogliamo essere anche minimo fiduciosi, cioè perché bisogna che la curva faccia veramente una montagna russa per tornare su. Altro? Grazie. Michele Nicolussi Moro.
Io vorrei chiedere se tra queste visite da recuperare, perché è un alert che ci arriva anche dai medici, ci sono anche gli screening, e volevo capire se possiamo chiarire una volta per tutte, perché arrivano tante domande su questo, se gli screening oncologici siano stati bloccati anche loro oppure no. Grazie. No. Vabbè, ma non sono mai stati bloccati. Non sono mai stati bloccati, quindi le lettere, facciamo l'esempio per tumore al seno, mammografia, quindi dalle over 50 in su, facciamo un esempio concreto, non sono mai state bloccate, solo che è chiaro, l'abbiamo detto, la gente aveva un po' di paura a entrare in ospedale, andare in ospedale, quindi tanti sono andati persi, cioè nel senso c'era la data con la prestazione, ma molti non sono andati, questo è. Quindi adesso cercheremo di recuperare, adesso capiremo anche come recuperare quelle prestazioni, insomma, che non sono state fatte ma che erano previste con gli screening. Quindi tra queste prestazioni ci sono anche screening? Okay. Pensate che c'è un dato che la dice lunga, noi abbiamo mediamente 4.500, 5.000 accessi pronto soccorso al giorno, c'è nel periodo più di paura, Sì, è vero. siamo arrivati a 1.100, 1.200, cioè vuol dire che ci andavano solo i codici rossi, cioè, questo dà una dimensione anche della percezione psicologica poi del Covid nella prima fase. E poi volevo chiedere, l'assessore Lanzarina ha un po' anticipato la risposta dicendo che ci sono ancora 161.000 over 50 che devono essere vaccinati. Avete notizia di qualcuno che ha cominciato a ricevere multe per caso? No, perché è laboriosa sta roba, guardate, no. Ma arrivano dalle USL o dal Ministero della Salute queste multe? Dall'Agenzia delle Entrate. Dall'Agenzia delle Entrate. Ma non possono essere arrivate perché vi ricordo che la procedura attuale prevede 10 giorni per il cittadino e poi altri 10 giorni per l'USL di rispondere, quindi minimo un mese. Quindi dal 1° febbraio contiamo 20 giorni? Sì, cioè che siano rispettati i 10 più 10. Perfetto. L'ultima cosa, il 15 di febbraio scatta lo sciopero, non si capisce se elettronico o vero, dei medici di famiglia. Sì, di quali? È stata SNAMI e SMI, non FIMG, quindi sono circa 3.000 tra SNAMI e SMI. C'è stata una convocazione da parte della Regione per cercare di trovare un accordo, vi siete sentiti? C'è il dottor Flor che sta seguendo. Perché alla fine insomma, lo sciopero cade come al solito sulle spalle dei cittadini, quindi in piena pandemia. Cioè i medici di famiglia fanno sciopero? Sì, il 15 febbraio. Sì, al momento informatico, poi hanno deciso di andare avanti per 4 settimane e poi se non c'è una risposta dalla Regione ogni settimana... Se non sbaglio sono gli stessi che hanno perso al TAR contro di noi. Adesso io non mi ricordo se le sigle fossero solo queste o no, ecco, volevo capire se c'era una... Sono anche quelli che ci hanno denunciato nella prima fase? Sì, sono sempre quelli, c'è un'interlocuzione con la Regione o no? L'interlocuzione noi non la neghiamo a nessuno, però per noi c'è una priorità, visitare i cittadini. Ecco, appunto per evitare che loro mettano in atto questa cosa. Ma guarda, io penso che lo sciopero sia un diritto democratico, prima del quale viene quello della visita del cittadino. Quindi il dottor Flor affronterà questo tema che non compete a noi e dopodiché si vedrà. Quindi ancora il dottor Flor non ha incontrato le delegazioni? Non ve lo so dire, so che se ne stava occupando. Grazie. Prego. Altro ragazzi? Mirko di Radio Più. Io faccio una domanda completamente fuori tema. Adesso l'ho visto, te anche la mascherina con Radio Più. Beh sì. Storta però. Bisogna pubblicizzare, storta. Una domanda da Montanaro, anche se fuori tema della conferenza. Magari fai con la mascherina su la domanda da Montanaro, bravo. Però so che lei è vicino a questa tematica, sa che abbiamo il problema del bostrico, no? Volevo sapere se c'era qualche novità, perché ho visto che ultimamente tutti stanno salendo sul carro, però insomma, lo sappiamo dal 2018, no? Allora, sentite, cioè che il bostrico non è una novità. Beh, è un parassita degli abeti, dell'abete rossa. Non solo, però insomma attacca il nostro abete rosso. Allora, il bostrico intanto non è una novità. Lì ci ho visto anche molte grandi discussioni su tutto, no? Perché voglio ricordare che quando mi ritrovai davanti a 3 milioni di metri cubi di abete rosso steso a terra da Vaia,
abbiamo avuto i grandi esperti del tutto che mi hanno detto non bisogna, Zaia sta facendo un danno al territorio perché non bisogna vendere tutto sto abete rosso, bisogna creare delle nuove segherie, una filiera, perché altrimenti si deprezzerà tutto sul mercato. Avete visto cosa costa il legno adesso? Esperti questi, Cioè, si è esploso il prezzo del legno e posso dirlo, averne avuto ancora. Vabbè, al di là di questo, io penso che con Vaia noi abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Abbiamo investito, lo dico dal commissario, 1 miliardo di euro. Perché nessuno, cioè, al di là della lamentopoli, varrebbe la pena ogni tanto anche di ricordare ai cittadini cosa si sta facendo. 1 miliardo di euro, le opere si vedono, tutti i comuni stanno facendo strade silvopastorali, messe a posto, tutto, il lago di Alleghe, il dragaggio, Rocca Pietore, i Serai di Sottoguda, insomma, tutte belle robe. Bostrico è comunque un'emergenza, va affrontata, adesso ne ho parlato anche ieri mattina con l'assessore Caner e l'affronteremo per quanto possibile in linea con le linee guida internazionali, cioè perché poi non è un problema che ha solo Rocca Pietore o qualche comune da quelle parti, è un problema internazionale. Adesso ne veniamo fuori. Grazie. Alda Vanzan. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Torno sul tema dei controlli perché molti commercianti, artigiani, cioè negozi, istituti che aprono le porte e hanno la clientela lamentano una situazione di estremo disagio, persone che entrano e non vogliono mostrare il Green Pass, quindi non potrebbero essere accettate nel negozio o nell'istituto, e altre che esibiscono Green Pass falsi, cioè ottantenni che hanno Green Pass con date di nascita 1991, al di là del commento o viceversa, ma che male che porta agli anni. Questi dicono: ma noi che cosa possiamo fare? Guardate, allora io penso che questa sia un'anatra zoppa, nel senso che è una roba che non funziona. Noi l'abbiamo capito fin dal primo giorno, cioè è inutile stabilire delle regole se poi non si stabilisce chi ha l'autorità per fare i controlli. Cioè siamo in un paese nel quale se tu fermi uno per strada e dici fammi vedere la carta d'identità, sto qua e dice ma cosa vuoi? Cioè anche l'identificazione oggi è un problema giuridico, no? Che non può essere proprio chiesto da chiunque, anche se in un contesto nel quale uno dice l'attività commerciale o altro. Quindi abbiamo caricato di responsabilità, senza poi darne una veste giuridica opportuna, ad esempio tutti i commercianti. Ciò non toglie, non giustifica che chi va col Green Pass falso o si rifiuta di far vedere un Green Pass vuole semplicemente cercare la rissa o fa storie, perché oggettivamente voi lo sapete, quando te lo chiedono prendi il telefonino, glielo fai vedere il pezzo di carta che hai e finisce lì. C'è anche un fatto di lavoro di comunità questo, no? Perché poi c'è anche una categoria che ha il Green Pass ma non lo vuole far vedere, c'è anche perché poi se siamo in Italia funziona così, no? Diventa un fatto di privacy, adesso c'è la privacy dappertutto, no? Io penso che la norma, per finire la risposta, debba essere ripresa in mano e una volta per tutte o si decide di dare potere al negoziante che possa chiedere, perché poi a fianco al Green Pass uno dovrebbe in teoria, anche se ha bisogno, chiedere la carta d'identità, perché se tu vedi una persona che non conosci e gli hai chiesto Green Pass, al di là che l'età possa più o meno corrispondere. Quindi o chiariscono sta roba oppure i commercianti hanno ragione a lamentarsi fino in fondo, che poi è anche un'incombenza oltretutto, no? Dopodiché il senso comune del vivere civile ci dovrebbe portare tutti a fare un passo verso il problema e cercare di risolverlo tutti assieme, ma siccome in questo paese è impossibile, il governo decida e faccia chiarezza su sta norma. Chi controlla il Green Pass deve avere la possibilità di verificare l'identità. Guardate, i ristoratori sono angosciati ormai da sta roba. Un'altra domanda, Presidente: se finirà, come lei ha auspicato, lo stato di emergenza il 31 marzo, quindi dal 1 aprile non ci saranno più le normative speciali, cosa succederà? Ne avete affrontato in conferenza Stato-Regioni? Ancora no.
regioni, cioè mi chiederanno ancora il Green Pass, dovrò ancora rispettare... Beh sì, è possibile che questi strumenti continuino. Il tema dello stato d'emergenza sarà invece rispetto, diciamo, alla normativa, normativa stringente, ma soprattutto anche le modalità di adozione di provvedimenti che avranno anche un iter ordinario. Io immagino che si chiuda il 31 marzo, dopodiché la ricaduta sarà quella di un percorso verso la normalità. Già questo annuncio sulle mascherine che potrebbero scomparire dà una dimensione del fatto che si voglia andare. Ma il Green Pass invece continuerà ancora allora? Immagino di sì, perché è illimitato, giustamente. Dottoressa, prego. Sì, volevo aggiungere su questo che chiaramente se dovesse finire la fase pandemica, che è quella che stiamo vivendo adesso, è prevista la fase di transizione, fa proprio parte, diciamo, del percorso che individua e che seguono le pandemie. Quindi prima della fase interpandemica, che è quella che separa una pandemia dall'altra e che nel nostro caso è durata dal 2009, anche se era determinata dal virus influenzale, al 2020 e si chiama fase interpandemica, poi c'è una fase di allerta, la fase pandemica, la fase di transizione e si va di nuovo giù. La fase di transizione prevede, come diceva il Presidente e come ha detto l'assessore, quello che stiamo facendo adesso, che alcune cose via via vengano riprese senza abbandonare tutte le misure, perché altrimenti non sarebbe una fase di transizione. Quindi ci sono delle azioni specifiche che vanno attuate e pianificate in questa fase che noi speriamo sia la fase di transizione. È chiaro che viene individuata a livello internazionale quando i casi cominciano a scendere in tutto il mondo, oppure può farlo lo Stato, cominciando, come hanno cominciato alcuni Stati, a intraprendere questi percorsi. Presidente, visto che stiamo andando verso la fase di normalità, le faccio una domanda di un argomento normale. Il Consiglio regionale del Veneto 2 anni fa ha approvato una legge per certi versi rivoluzionaria, nel senso che diceva fra 2 anni evitiamo di utilizzare l'acqua in bottiglia negli edifici pubblici, le sedi della regione, le sedi dei comuni, e mettiamo i boccioni d'acqua, l'acqua alla spina, vale questo anche per gli ospedali, proprio per dare soprattutto un segnale anche di cambiamento della cultura, non solo per limitare in sé la produzione di rifiuti. Legge approvata all'unanimità, che entra in vigore fra 1 mese e mezzo, se non che c'è una proposta di modifica che di fatto, scusi il gioco di parole, annacqua la legge, cioè sposta al 2025 e di più non dà più l'obbligo ai comuni di mettere le cosiddette casette d'acqua, ma dice: se lo ritenete. Lei che è sensibile ai temi ambientali, come l'ha dimostrato anche nel suo primo libro, che cosa pensa al riguardo? Io l'ho analizzata questa riflessione e vi dirò una cosa, che in tempi di pandemia sta roba del ciuccio, dove tutti vanno a spinare, non c'è proprio sua mamma. Nel senso che, vi dico, io ho pensato fin da subito, ho detto: ma scusate, il bombolone dell'acqua, dove uno si prende il bicchiere in mano da sto tubo dei bicchieri, spina sotto, il beccuccio magari beve un po', poi dice: ma ne voglio un altro po', puff, e mi intinge anche il beccuccio, cosa che accade anche nelle palestre, quando ci sono le spine. Quindi se dovessi dire, e qua c'è una dottoressa che è esperta di prevenzione, che questa è la miglior modalità per fare prevenzione, decisamente no. La miglior modalità è quella di dare un prodotto unico, sigillato, uno se lo beve e fine. Allora, sotto questo punto di vista, secondo me, avete visto, ad esempio, adesso non è che voglio fare tragedie, ma anche sulle casette dell'acqua, avete visto qual è la modalità? Ognuno porta le sue bottiglie, spina, sta spina quanto viene disinfettata, quanto sanificata, non lo so, a me sembra che non è proprio in linea con quello che stiamo dicendo, quindi penso che questo abbia influito molto su questa decisione. Dopo io non ho seguito, mi fermo qui. Fermo restando che dovremmo andare anche verso il vetro probabilmente, no? Perché la plastica comunque è un problema non indifferente per il mondo. Prego.
Se non c'è altro... Bene, grazie a tutti e appuntamento. Grazie a tutti, calma un attimo. C'è la dottoressa Russo. C'è la dottoressa Russo, scusate, non avevo capito. No, c'è tutto l'aggiornamento, dicevo, rispetto alle scuole. È sempre un piacere sentirla, prego dottoressa. Non sta a recuperare massa, se no tutte perdi a causa. Grazie e buon lavoro. Grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti, insomma sarò anche abbastanza veloce, volevo dare un ritorno visto che via via abbiamo seguito in progress quelle che sono state le indicazioni sulla organizzazione della sorveglianza nelle scuole. Allora, il 4 di febbraio, quindi venerdì, diciamo in tardissima serata, è stato approvato e pubblicato il decreto numero 5 che riporta una serie di modifiche che riguardano quelle che insomma sono di stretta pertinenza il Green Pass per quanto riguarda la sua durata, ma soprattutto il sistema della sorveglianza nelle scuole. Allora, questo è entrato in vigore il giorno dopo, quindi sabato e domenica, cioè significa lunedì. Quindi da ieri è entrato in vigore questo decreto che rivede quello che era il decreto precedente che, come vi ricordate, aveva come percorso dopo un caso nelle scuole primarie, nelle scuole dell'infanzia si chiudevano, nelle scuole invece primarie c'era il T0 e il T5, invece nelle scuole secondarie andavano in DAD dopo 2 casi. C'erano dei disallineamenti rispetto alle misure previste per la popolazione generale e quindi che appunto erano stati presentati anche come criticità da parte delle regioni. Scusate. E quindi con questo decreto diciamo, sono state introdotte delle modifiche che tengono conto anche dello scenario epidemiologico attuale e quindi dell'elevato numero di casi che si sono presentati e anche dell'elevato numero di guariti. Quindi non soltanto entrano diciamo, nel computo di coloro che vengono introdotti all'autosorveglianza i vaccinati, ma anche i guariti. Allora, nello specifico, noi abbiamo anche cercato di organizzare la comunicazione perché fosse più facilmente comprensibile sia per i colleghi che stanno sul territorio, quindi i servizi di igiene e sanità pubblica e dipartimenti di prevenzione, ma anche per la scuola. Quindi insieme alla scuola, all'ufficio scolastico regionale, stamattina c'era un incontro anche con i dirigenti scolastici, abbiamo cercato di essere più chiari possibile. Quindi abbiamo organizzato l'informazione considerando il livello, quindi scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie, e poi in base al numero di positivi e in base alla loro condizione. Partendo dalle scuole dell'infanzia, fino a 4 casi di positivi nella sezione non si fa nulla, cioè tutti i bambini stanno in presenza. C'è l'obbligo per i docenti e per gli educatori di avere la mascherina FFP2 per 10 giorni. Non ci sono test da fare, quindi non c'è più il T0, non c'è niente. Se naturalmente, questo vale sempre, qualcuno presenta sintomi, deve fare un test, perché in quel caso potrebbe essere un caso di positività. Invece nel momento in cui scatta il quinto caso, quindi dal quinto caso si sospende l'attività per tutti, però c'è un regime diverso a seconda se il bambino è vaccinato oppure è guarito da meno di 120 giorni. In quel caso, se è vaccinato e guarito da meno di 120 giorni, va in autosorveglianza. Mentre quelli che non sono vaccinati, non sono mai positivizzati, vanno in quarantena. Anche la quarantena è stata aggiornata e poi questo è stato confermato anche da una circolare che è arrivata sabato del Ministero della Salute, non è più 10 giorni ma è 5 giorni. Si tratta di quarantena, non di isolamento.
perché specifichiamo questa cosa qui, perché stanno facendo molta confusione, c'è la differenza tra quarantena e isolamento, che quindi non vuol dire che è per tutti i 5 giorni, ma lo spieghiamo bene. Sì, perché la quarantena è una misura che riguarda i contatti, i soggetti che non sono positivi. L'isolamento invece riguarda i soggetti positivi, che al momento dura 10 giorni, può essere accorciato a 7 giorni se la persona è negativa, è asintomatica, e quindi al 7° giorno, da almeno 3 giorni, quindi al 7° giorno fa un test, se è negativo esce dall'isolamento. Per quanto riguarda la nostra situazione nella scuola, stiamo parlando non di isolamento, perché quello segue il suo percorso, ma di quarantena, quindi il soggetto contatto asintomatico. La quarantena non dura più 10 giorni, ma dura 5. Ok. Questo per quanto riguarda i piccoli. A fine quarantena, cioè al 5° giorno, possono fare il test, se può essere o rapido o molecolare. Se il test è negativo, naturalmente possono rientrare. Il rientro non necessita di certificati, non necessita di certificazioni particolari o attestati particolari, ma possono rientrare con l'esito negativo del test. Per quanto riguarda le scuole primarie, quindi in questo caso più o meno è lo stesso, cioè abbiamo, per quanto riguarda i casi, il limite dei 4 casi positivi. In quel caso non si fa niente, i docenti sia i docenti che gli studenti portano la mascherina FFP2 per 10 giorni, non ci sono test da fare, quindi anche in questo caso T0, T5 non abbiamo più niente. Invece se ci sono, allo scattare del 5° caso, anche qui c'è un regime diverso, nel senso che nel caso delle scuole primarie si chiude l'attività, in questo caso si mantiene la scuola e quindi vanno in regime di autosorveglianza per 5 giorni e 5 giorni di mascherina ulteriore di FFP2 coloro che sono vaccinati e sono guariti da meno di 120 giorni, mentre gli altri, non vaccinati e non guariti, vanno in quarantena e in didattica a distanza. In questo caso la didattica a distanza, così come la quarantena, sono equiparati, non sono più 10 giorni ma 5 giorni. Per quanto riguarda il test, qui è la stessa cosa, cioè alla fine della quarantena si rientra con l'esito del test. Durante il regime di autosorveglianza comunque si può fare su prescrizione, sapete, era per le scuole primarie, adesso è stato anche inserito, per le scuole secondarie, adesso è stato esteso anche per le scuole primarie, con prescrizione anche gratuitamente in farmacia, però è una cosa facoltativa che si può fare durante, appunto volontaria, che si può fare durante l'autosorveglianza, così come se uno vuole si può fare anche il test in autosomministrazione, che però non ha nessun valore al momento né per la fine quarantena né per il fine isolamento. Per quanto riguarda le scuole secondarie c'è una differenza che riguarda principalmente il numero dei casi, quindi sopra i 2 casi, quindi fino a 2, se c'è un caso tutti normali, allo scattare del 2° caso praticamente si divide il regime come prima. Ci sono quelli che mantengono l'autosorveglianza e quelli invece che vanno in quarantena, in didattica a distanza per 5 giorni. E poi i meccanismi sono praticamente gli stessi. I ragazzi, dicevo prima, questo anche per specificare, che vanno in autosorveglianza, l'autosorveglianza dura 5 giorni, nel senso che abbiamo una maggiore attenzione a quello che possono essere i sintomi, perché il tempo di incubazione della malattia per quanto riguarda la Omicron è più corto e quindi è all'incirca 5 giorni. Gli altri 5 giorni però manteniamo l'FFP2. Sono 10 in totale. Per quanto riguarda coloro che vanno in quarantena e quindi rientrano con test negativo al 5° giorno, per gli altri 5 giorni mantengono comunque, insieme agli altri che erano rimasti in classe, la mascherina FFP2. Quindi diciamo che la mascherina FFP2 ha deve essere tenuta per 10 giorni. Per quanto riguarda invece l'autosorveglianza e la quarantena sono 5 giorni. Questi sono gli elementi nuovi che sono stati praticamente introdotti.
La circolare del Ministero ribadisce anche per quanto riguarda i non vaccinati, i non guariti, quelli con vaccinazione parziale, sempre 5 giorni di quarantena, invece gli altri in autosorveglianza. Quindi si è allineata quella che era il setting scolastico con il setting, diciamo, della popolazione generale. Queste sono le principali, insomma, differenze che abbiamo anche condiviso con l'ufficio scolastico regionale. Abbiamo ricevuto tra l'altro ieri soprattutto tutta una serie di domande che ci sono pervenute dalla scuola, stiamo cercando di raggrupparle e di rispondere con delle FAQ. Quindi pian pianino diciamo che questo sistema andrà a regime e insomma si entrerà in questa nuova fase. Sì. È un po' complicato. Però c'è. No, guardate, cioè, è una giungla, Cioè noi, tra decreti, ordinanze, circolari che arrivano tipo anche 3 al giorno, obiettivamente. Comunque possiamo. Però facciamo uno schema riattivativo, va bene? E ve lo mandiamo, ce lo mettiamo a posto che sia leggibile, quindi vi mandiamo questo schema. No, un'altra cosa, forse l'ultima che volevo dire, che diciamo il calcolo dei 4 casi più il caso che fa scattare il tutto viene conteggiato nell'arco di 5 giorni e non di 10. Questo cosa comporta? Comporta che è molto meno probabile che si vada incontro, diciamo, alla quarantena oppure all'autosorveglianza. Questo con l'obiettivo di evitare che le persone stiano sempre in quarantena oppure che stiano sempre in autosorveglianza, e speriamo insomma che diminuiscono anche i casi, quindi ci sarà una maggiore presenza a scuola. Questo è l'altro obiettivo. Scusate, avete un aggiornamento sulle classi in quarantena, in isolamento? Vediamo, secondo me per domani forse riusciamo a darvelo, quello non credo per la giornata, però lo facciamo in modo che vediamo l'aggiornamento. Ok, grazie. Grazie.